volgendo lo sguardo altrove. René Donard descriveva l'Argentina come una colonia italiana senza bandiera. Il sociologo brasiliano Darcy Ribeiro coniava il termine di popolo trapiantato, parlando della presenza italiana in Argentina e forse pensando anche al suo paese. Il maestro Carlos Fuentes ci spiegava come il suo Messico, e così gran parte dell'America Latina, si sia costruito sul meticciato. L'indimenticabile Ludovico Incisa di Camerana parlava di calderone etnico, dove gli immigrati non venivano assorbiti, come accadeva negli Stati Uniti, bensì erano essi stessi ad assorbire le società che li accoglievano. Perché questa Italia oltre l'Italia? Non solo per l'enorme quantità di italo-discendenti in America Latina, 30-40 milioni, chi lo sa. Non solo perché le generazioni odierne degli oriundi sono ben inserite a tutti i livelli, economia, cultura, politica, società. Non solo perché la presenza italiana non viene confusa con quella invasiva dei conquistadores, ma anche perché vi è ormai un interesse adulto in quei paesi verso l'Italia. Non chiedono più cooperazione allo sviluppo unidirezionale ed assistenziale, bensì crescita reciproca, collaborazione economica alla pari, partendo dalle piccole e medie imprese. Sto parafrasando in altri termini quello che Piero Bassetti diceva prima. Se la città che ci ospita, Milano, vinse la corsa per aggiudicarsi l'Expo, ricordiamolo, è grazie all'America Latina e ai Caraibi. L'area geografica che più compattamente di tutte le altre votò per l'Italia. E lo fece, oltre che per un efficace lavoro del governo di allora e delle istituzioni locali di allora, anche per un preciso interesse verso il nostro paese. Se 3 mesi fa, sempre qui a Milano, 5 presidenti e una trentina di ministri di altrettanti paesi latinoamericani hanno partecipato alla 7ª conferenza Italia-America Latina, non è stata una casualità, ma un chiaro messaggio verso di noi. E se c'è tutto questo interesse, non è solo perché venendo in Italia possono anche fare una capatina oltre Tevere dal primo Papa latinoamericano, ma forse, date le sue ascendenze, si potrebbe dire italo-latinoamericano o Italia. È perché c'è un interesse autentico, sta a noi cogliere l'attimo e costruire una politica estera adeguata che faccia della presenza italiana in America Latina non un cascame residuale del passato, bensì una formidabile leva per la crescita e per il futuro. Partiamo avvantaggiati. Abbiamo le conferenze Italia-America Latina che si sono affermate come un appuntamento fisso ed importante, l'unico dell'Italia verso un'intera e così ampia regione del mondo, l'unico. Mettendoci a livello della Spagna, che considerava quell'area geografica alla stregua di una propria proprietà privata, abbiamo l'ILA, il glorioso istituto italo-latinoamericano, fondato con lungimiranza da, pensate un po' da chi? Da Amintore Fanfani, ministro degli esteri nel 1966 e prima esperienza del genere in Europa. Decisione strategica, questa di Fanfani, che ebbe il voto favorevole del PC, non a caso. Abbiamo un alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini, attenta e rispettata in quella regione dopo anni di disattenzione dei suoi predecessori. E abbiamo anche un fenomeno inedito, quello dell'emigrazione di ritorno. Tanti latinoamericani, equatoriani, peruviani, salvadoregni, boliviani, paraguayani, brasiliani, che dopo 10, 15, 20 anni di lavoro da noi tornano nei loro paesi, spinti sia dalla crisi europea, dalla crisi economica europea, sia dalla relativa crescita economica dei loro luoghi d'origine. Spesso queste persone hanno accumulato un gruzzoletto per poter avviare una piccola attività imprenditoriale
hanno figli con cittadinanza italiana che parlano perfettamente la nostra lingua a differenza di molti italo-discendenti, hanno acquisito i nostri valori, le nostre virtù e anche qualche nostro vizio, sono a loro volta ambasciatori di italianità o di italicità. Non è tutto roseo, lo so, ci sono anche situazioni di degrado e violenza come le maras giovanili riprodottesi a Genova in Lombardia, ma sono fenomeni largamente minoritari e marginali. Il Presidente del Consiglio Renzi, lo ricordava poco fa anche Enzo Amendola, si accinge ad andare a Cuba, in Perù e Colombia. Ha promesso di visitare anche Argentina, Brasile, Cile e forse qualche altro paese. Quindi, dopo quella del 2006-2008, questa potrebbe essere l'occasione di un'altra offensiva latinoamericanista del governo italiano, dando dignità strategica ad episodi che di per sé rischiano di essere o rischierebbero di essere solo degli spot. Spero che se ne abbia la volontà politica. Sarebbe il momento buono. L'America Latina, tutto sommato, sta reggendo bene le ripercussioni della crisi internazionale, riducendo le sacche di povertà, mantenendo tassi di crescita del PIL interessanti e iniziando a porsi il problema di come passare dalla mera vendita di soia e materie prime alla Cina, esponendosi alla turbolenza di quei mercati, alla costruzione di un proprio sistema industriale di piccole e medie imprese. Lo sanno i tanti giovani spagnoli, portoghesi e anche italiani che hanno trovato lavoro in Sud America. Di fronte a questi processi l'Italia sarebbe un partner naturale, fisiologico. A questo proposito non posso non ricordare che il contributo più importante nella lotta alla povertà sia venuto dal Brasile. Senza l'impegno di una personalità straordinaria come l'ex presidente Lula, quel grande paese non avrebbe potuto ridurre di oltre 30 milioni i propri poveri. Anzi, personalmente, opinione personalissima, penso che il governo Lula abbia potuto fare socialmente questa rivoluzione perché le basi economiche erano state poste dal suo predecessore Cardoso. Oggi questo paese BRICS, settima potenza industriale, vive una fase difficile, con vicende che alcuni commentatori, forse ingigantendole, hanno paragonato al nostro periodo di Mani Pulite. La democrazia e lo Stato brasiliani faranno il loro corso e alla fine potremo tutti fare una valutazione più serena senza le tifoserie già viste in Italia. Anche grazie a Papa Francesco stanno avvenendo cambiamenti epocali. Ne è un esempio la fine della guerra fredda tra Stati Uniti e Cuba, con la bandiera cubana, e arrivo alla mezza paginetta finale, che torna a sventolare a Washington, e quella statunitense a La Habana. Il disgelo si sta ripercuotendo positivamente in molti contesti, dall'incontro Obama-Raúl Castro al vertice dell'America di Panama, al rilancio dei negoziati di pace tra le FARC, la guerriglia colombiana, e il governo della Colombia. Speriamo che la recente gravissima tensione transfrontaliera tra Venezuela e Colombia non vanifichi tutti questi sforzi e che a dicembre il popolo venezuelano possa votare in pace. Se, come dicevo, questo è il momento buono, è buono per fare cosa? Vado per pillole perché sto concludendo. Innanzitutto riformare l'ILA, l'Istituto Italo-Latinoamericano. Il prossimo anno, essendo stato fondato da Fanfani nel 66, invece di festeggiare i propri 50 anni, questo strumento unico nel panorama europeo potrebbe trovarsi costretto a chiudere. Oltre a ciò, cari amici e cari compagni, mi permetto di fare a voi, di fare a Eugenio Marini una proposta legata alle conferenze Italia-America Latina, di cui sono stato coordinatore per 7 anni. In vista della 8ª edizione che si terrà a Roma nel 2017, si stanno ideando importanti eventi preparatori, i forum italo-latinoamericani. Quello economico imprenditoriale, del quale la parte sulle piccole e medie imprese è già attiva grazie all'Istituto Italo-Latinoamericano, quello sulle energie alternative, quello sulle società civili,
Tra poche settimane, il 5-6 ottobre, si terrà il Forum Italo-Latino-Americano dei Parlamenti, a cui stanno in particolare lavorando la vicepresidente della Camera Marina Sereni e Fabio Porta. La mia proposta quindi è che vi facciate promotori, in preparazione dell'8ª conferenza Italia-America Latina del 2017, del primo Forum Italo-Latino-Americano delle migrazioni, coinvolgendo gli italiani in America Latina e i latinoamericani in Italia. Sarebbe un altro dei contributi preziosi per cogliere l'attimo ed offrire al governo italiano un ulteriore e serio strumento di miglioramento delle relazioni con un mondo dove abbiamo ancora qualcosa da dire e da fare ed un po' di residuo credito da spendere. Molte grazie.